sta partendo la stagione 2019, l'estate 2019, e alla luce di tutte queste problematiche che stanno venendo fuori con il problema dell'ambiente, il problema della plastica nei mari e il problema della gestione delle risorse delle nostre coste, abbiamo voluto, insieme a News Sicilia, che mi ha chiamato e che ringrazio, abbiamo voluto parlare di questa figura importante che è l'assistente bagnante. L'assistente bagnante che nel 2019 è un bagnino 2.0, chiamerei, diventa una figura predominante. Perché? Perché è una figura professionale che spesso in questi anni è stata vista sempre come la figura del bagnino messo là come con la sua maglietta e il suo fischietto, mentre non è così. L'assistente bagnante è una figura predominante nell'ambiente, nella gestione dell'ambiente delle coste. Perché? Perché la figura dell'assistente bagnante è una figura preventiva, lui controlla, segue, controlla tutto quello che i bagnanti fanno nella sua zona e di competenza, e diventa fondamentale per la prevenzione. Ma a maggior ragione, alla luce di quello che dicevamo prima, diventa fondamentale la figura dell'assistente bagnante nel rispetto delle regole, le regole che dettano fondamentali l'ordinanza della regione siciliana e l'ordinanza delle capitanerie di porto, che sono quelle che controllano, che spesso non vengono rispettate. Quindi subentra, oltre alla prevenzione dell'assistente bagnante, anche un discorso di ambiente, di guardia ambientalista, la chiamerei tra virgolette, quella figura di persona che controlla la gente sulle spiagge e dice quali sono le regole da rispettare. L'ordinanza della Capitaneria di Porto impone al proprietario della concessione governativa un bagnino con un minimo di 2, quindi 2 bagnini ogni 150 metri. E allora, se nell'ottica di queste ordinanze, se nell'ottica del rispetto delle ordinanze, ci rendessimo conto che solo in Sicilia quante coste abbiamo e quante spiagge libere abbiamo non controllate dai nostri assistenti bagnanti, quanta gente potrebbe avere un'attività lavorativa, diciamo, piccola ma importante, specialmente per i giovani, per i nostri giovani che si affacciano al mondo del lavoro, di poter lavorare dal 1° maggio al 30 di settembre e poter controllare le nostre spiagge. Cioè, io lo dico da chi usufruisce della spiaggia, quanto è importante è arrivare in una spiaggia libera e trovare la nostra location con la maglietta, il fischietto e l'assistente bagnante che controlla i nostri figli. Importantissima questa figura che sta là a guardare, a controllare, a far rispettare le regole.